Ciao a tutti, sono Luca, volontario dell'associazione Un Sorriso in Più. Oggi vi porto alla scoperta della Normandia, storica regione nel nord della Francia, resa celebre dal pittore impressionista Claude Monet. Il viaggio inizia ad Honfleur, celebre cittadina sorta laddove la Senna incontra il mare nel canale della Manica. Il borgo è famoso per il suo vecchio bacino, dove si allineano case alte e strette. Tanti gli artisti che si innamorarono di Honfleur, tra cui l'impressionista Monet, che qui dipinse alcune vedute nel 1864. Superato il Pont de Normandie, che scavalca l'estuario della Senna, si arriva nella città di Le Havre con il suo immenso porto. Nella vicina Sainte-Adresse, il pittore Monet si ferma più volte a dipingere il mare della Normandia. Continuando il viaggio lungo la costa, si giunge nel piccolo villaggio di pescatori di Étretat, famoso in tutto il mondo per le sue falesie, tra cui la falesia d'Aval, che assomiglia alla proboscide di un elefante. Anche Monet rimase incantato dalle bellezze naturalistiche di Étretat e più volte dipinse nei suoi quadri. Il viaggio continua nella splendida Rouen, sulla riva destra della Senna. La città è conosciuta in tutto il mondo per la sua cattedrale gotica, dipinta più volte da Monet. Rouen è famosa anche per le sue colorate case a graticcio, che abbelliscono il centro storico.
Il tour della Normandia termina a Giverny. Claude Monet visse in questo piccolo borgo sulla Senna dal 1883 fino al 1926, anno della sua morte. Si trova qui il celebre stagno con le ninfee, un'esplosione di colori che Monet dipinse in innumerevoli tele. Il viaggio in Normandia, nei luoghi di Claude Monet, finisce qui. Un saluto da Luca e al prossimo viaggio!